Prego. Ok, parto. Sì. Buongiorno mister, innanzitutto due cose. Prima, come arriva la squadra a questa sfida che sarà doppiamente sentita anche perché come si sa è un derby. E poi non le chiedo di mercato sulla questione Poglian Palma, ma le chiedo se comunque tutto questo cancan mediatico che sta ruotando attorno alla vicenda può avere qualche ripercussione sull'ambiente, sulla squadra. Partiamo dall'ultima domanda, siamo consapevoli che il mercato sposta un po' gli equilibri e noi dobbiamo essere bravi ed è quello che ho detto ai ragazzi, compreso il diretto interessato. Devo dire che ho avuto delle risposte positive, confermando loro il fatto di preparare al meglio questa gara, che per noi è molto importante. È una partita che al di là del derby ha un valore importante proprio a livello di risultati. Per quello noi dobbiamo prepararci al meglio. Ho visto da parte di tutti i ragazzi grandissima attenzione, grandissima professionalità nel cercare di preparare al meglio questa gara. Per quello sono fiducioso che la squadra cercherà di esprimere in questa gara, al di là di chi ci sarà in campo, perché ultimamente abbiamo avuto tra defezioni, un po' di situazioni ibride, invenzioni, delle difficoltà, ma la squadra devo dire che ha sempre risposto bene dal punto di vista proprio della compattezza dello stare insieme. E nonostante ci sono queste voci, è innegabile, no? E il presente dice che il mercato fa parte di questo giochino, la capacità è quella di cercare di tenerli il più lontano possibile da tutte queste voci e cercare di farli concentrare e far capire che il focus adesso è sul Verona. Poi da lunedì sera dopo la partita si comincerà a riparlare di tutte quelle che sono un po' le varie situazioni che ci sono in ballo, perché sono voci che girano, sono voci che magari ne sapete a volte meglio voi di me o più voi di me rispetto a quello che sono realmente le cose. Io personalmente sono molto concentrato per la partita contro il Verona. Era l'altra qual era? No, bene o male. Appunto come si sta preparando la squadra, ecco. Come ho detto prima, al meglio, con grande attenzione, ci siamo concentrati sul Verona, su quello che abbiamo fatto a Parma, su quello che potevamo sicuramente fare meglio e su quello che poi sarà un po' la preparazione della gara col Verona, che sarà una gara diversa da quella di Parma. Guarda, io... Si fa giocare solo un pezzo... Io non voglio entrare troppo in merito a questa questione, io credo che valga molto la professionalità e la serietà da parte di tutti, al di là delle chiacchiere che ci sono e delle varie trattative che fanno parte del mercato. Si è chiacchierato già abbastanza, io ho letto poco e niente e non mi interessa. Io credo che il ragazzo, l'unica cosa che mi ha trasmesso è il fatto che lui è molto concentrato e il suo focus è per la partita col Verona. Ed è l'unica risposta che devo avere io dai giocatori, dalla serietà, dalla professionalità del nostro capitano, al di là dei discorsi e le chiacchiere che ci saranno per lui e per tanti altri da qui alla fine del campionato, ne sono convinto. So che è un giocatore che rappresenta il Venezia, per di più io ci sono passato, ero dall'altra parte in tante situazioni, per quello so cosa può significare, credo che ho avuto delle risposte e dei feedback positivi da parte sua sotto tutti i punti di vista. Devo dire, per quello che erano i presupposti, le situazioni che mi si sono create proprio vicino alla partita, un po' come quella che l'Inter, forse anche peggio, però ero già consapevole di quelli che avevo e non avevo in questa gara. Eravamo veramente pochini e le scelte erano proprio risicate. Siamo riusciti, secondo me, a mettere in campo una prestazione importante. Sicuramente siamo stati, tra virgolette, abbiamo preso un gol abbastanza ingenuo, il calcio di rigore, e avremmo avuto delle possibilità anche offensive da sfruttare sicuramente meglio. Al Parma abbiamo concesso più che altro tanti tiri dalla distanza, è un po' una supremazia territoriale, diciamo, nel primo quarto del secondo tempo, dopo quando ho preso il rigore. Lì potevamo essere un pochino più bravi a tenere palla su, a cercare di risalire un pochino più velocemente, però insomma il Parma aveva messo anche tanti giocatori offensivi in quel momento lì. Siamo mancati un po' nella qualità della manovra proprio in quel periodo, a differenza, diciamo, del primo tempo, dove abbiamo secondo me espresso anche un buon calcio.